È stato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a benedire il Ponte Vecchio prima del taglio ufficiale del nastro per l'attesa inaugurazione del monumento nazionale, ufficialmente riconsegnato alla collettività dopo anni di lavori di restauro e sistemazione. Al teatro Tito Gobbi, discorsi delle autorità che poi si sono riversate sul ponte. In prima linea la presidentessa del Senato Maria Elisabetta Casellati, il governatore del Veneto Luca Zaia, la ministra Erika Stefani, il presidente nazionale della sezione ANA Sebastiano Favero, gli amministratori cittadini, solo per citare alcuni dei big presenti a questa giornata evento. Ufficialmente è inaugurato il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. Senta, si è parlato di ponte che segna un'unità, ponte che segna anche una rinascita, una ripartenza dopo i mesi terribili che si sono vissuti. Beh, sai, 73 anni dopo l'ultima inaugurazione del 48, il 48 avevamo macerie fumanti. Oggi abbiamo purtroppo ospedali, contagi. Siamo davanti a una guerra, diciamo, virale. Il Ponte degli Alpini è veramente un grandissimo simbolo per noi vicentini. Non è soltanto un monumento da guardare da distante, è un monumento da vivere. Cioè qui ci passano le persone, qui si può soggiornare, si può andare a bere qualcosa, si può stare a Bassano. Quindi però è un monumento che allo stesso tempo ti ricorda la nostra storia, ti ricorda gli alpini, quello che hanno fatto non solo per noi al tempo, ma quello che fanno quotidianamente e con il loro esempio, l'esempio di dedizione, di passione, di altruismo e di generosità ci insegnano ogni giorno come deve essere la nostra società. E tanta la soddisfazione dell'ex sindaco di Bassano Riccardo Poletto, su cui è gravato il peso maggiore dei lavori di restauro del monumento nazionale. È stata una lotta contro il tempo e la scelta che abbiamo dovuto affrontare subito è stata di cercare semplicemente di tamponare un po' le falle, quindi supportarlo, cambiare qualche pezzo e cercare di tirare avanti, oppure davvero cogliere l'occasione storica di fare un restauro completo del monumento, un restauro che potesse poi anche consegnare alle amministrazioni successive delle possibilità di manutenzione più pratiche, meno onerose. Siamo messi a caccia subito di finanziamenti, non è stato semplice, ma come diceva lei a tempi di record abbiamo raggiunto 6 milioni di euro praticamente. E poi abbiamo cercato delle personalità illustri, davvero delle persone di fama internazionale che potessero cominciare a redigere il progetto. Il momento più atteso in una Bassano del Grappa blindata, lo sfilamento degli alpini. Ponte degli Alpini, là sul ponte di Bassano, noi ci daremo la mano ed un bacino d'amore. L'emozione di tornare a veder sfilare sul ponte a loro dedicato penne nere provenienti da 71 sezioni di tutta Italia, che non hanno voluto perdere questa giornata di ripartenza, ripresa, rinascita. Hanno attraversato il Ponte Vecchio per raggiungere poi Piazza Libertà, accolti dal calore di tante persone che non sono volute mancare a questa giornata storica, a cominciare dai padroni di casa, gli alpini dell'Ana Montegrappa, che in questi giorni hanno festeggiato il secolo di vita. A questo solenne 100° anniversario di fondazione che coincide con il taglio del nastro e la riconsegna alla comunità nazionale del Ponte degli Alpini. Insomma, un momento che è riuscito a toccare i cuori di tutti i presenti e delle persone che da casa hanno seguito la lunga diretta di Rete Veneta. Con le nostre telecamere ancora una volta vi abbiamo fatto vivere uno degli eventi più attesi degli ultimi tempi. Vi abbiamo fatto vivere ancora una volta le emozioni che ha regalato questa giornata tanto attesa.